Ci rivolgiamo a lei, Presidente, perché sappiamo essere orgoglioso come noi di essere veneto, perché oggi ci sentiamo umiliati, prima di tutto come persone, secondo come veneti, terzo come italiani. Ci siamo sempre rimboccati le maniche e abbiamo sempre lavorato a testa bassa, come solo i veneti sanno fare. Si sono dati appuntamento fuori dalla palestra Muvappa a Cassola molti operatori del settore, presente anche il presidente dell'Associazione Italiana Cultura Sport Provinciale, che conta 640 associazioni sportive e oltre 60.000 iscritti. Veramente siamo disperati, più disperati di così non lo so. C'è chi ha fatto anche richiesta di contributi, hanno fatto mutui e questi qua se li devono pagare, quindi veramente la gente è disperata. E stamattina in contemporanea da tutta la provincia è partita una mail di richiesta aiuto al governatore del Veneto, Luca Zaia. Chiediamo a Zaia un aiuto concreto e coraggioso per non farci chiudere, per non chiudere definitivamente queste associazioni sportive senza scopo di lucro che fondamentalmente svolgono anche un ruolo nella società importante.